Allora, noi l'altra volta avevamo parlato della vicenda delle amministrazioni comunali che vengono elette nel 1922, sono le prime dopo l'annessione di queste terre all'Italia, e che praticamente entro la fine dell'anno, quindi la maggior parte, dopo neanche quasi un anno di funzionamento, vengono sciolte, vuoi in seguito all'occupazione dei comuni da parte delle squadre fasciste, vuoi in seguito all'intervento dei vari viceprefetti che sostengono l'azione dei fascisti e quindi sciolgono le amministrazioni comunali. Per cui entro il 1922 tutte le amministrazioni comunali, socialiste, comuniste e slovene vengono sciolte, quelle popolari vengono sciolte nei primi mesi del 1923. Di fatto rimangono in carica solamente le amministrazioni comunali rette dagli esponenti del blocco nazionale, oppure rette da quegli amministratori che accettano di passare al partito fascista. Quindi eravamo arrivati al 22, però abbiamo fatto un salto dimenticando diciamo, quello che era successo insomma, nei mesi precedenti, anche per inquadrare questi eventi di carattere locale a livello nazionale. C'è da dire che io adesso magari presenterò il mio schermo intero, quindi per farvi vedere diciamo qualche foto. Ecco, qui vedete una foto con al centro Giovanni Giolitti, se vi ricordate era il primo ministro che era stato eletto nel corso del 1921, però non aveva una maggioranza parlamentare, quindi difficoltà di governo, tanto che aveva indetto le elezioni politiche del 1921, del maggio, che però i liberali, lui era esponente liberale, di fatto perdono in quanto si affermano i due grandi partiti popolari, il Partito Socialista e quello popolare, e di fatto il governo di Giovanni Giolitti non riesce a risolvere i principali problemi del paese. Intanto non riesce a porre fine alle violenze dei fascisti che invece aumentano di mese in mese, ma non riesce nemmeno a trovare le soluzioni ai gravi problemi sociali che sfociavano nel 19, 20 e 21 in grandi proteste sia nelle campagne che nelle fabbriche. Inoltre Giolitti viene accusato di aver sottoscritto, firmato il trattato di pace con il Regno di Jugoslavia, quindi il trattato di Rapallo, in base al quale sostanzialmente l'Italia otteneva sì la Venezia Giulia, ma rinunciava alla Dalmazia centrale, che era uno diciamo degli obiettivi che ci si era posti entrando in guerra nella prima guerra mondiale. Quindi tutte quante queste questioni non risolte convincono Giolitti a rassegnare le dimissioni, e nel luglio del 21 viene nominato, eletto quindi, primo ministro, quindi presidente del Consiglio, Ivanoe Bonomi. Bonomi era un vecchio deputato socialista, che anzi era stato espulso dal partito perché nell'anteguerra si era espresso a favore della guerra stessa, quindi era uno di quelli che sosteneva l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale, e poi aveva in precedenza anche appoggiato l'occupazione militare italiana della Libia. Quindi diventa nel 21 Presidente del Consiglio dei Ministri. Sarà un personaggio importante anche successivamente, perché nel 45, quindi quando ancora in piena guerra, sarà a capo di un governo, un altro governo, il governo Bonomi, eletto dai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. E poi lui sarà anche il primo presidente del Senato della Repubblica, quindi dopo le elezioni del 1946. Ecco, a pochi giorni dalla nomina di Bonomi
scusate, sì, questo era Bonomi, quindi il nuovo primo ministro. Quindi a pochi giorni dalla nomina sua avvengono i fatti di Sarzana. Sarzana è una località in provincia di La Spezia, in Liguria, i fatti che dimostrano che qualora lo Stato fosse intervenuto con la dovuta forza nei confronti delle squadre fasciste, senz'altro queste sarebbero state bloccate nelle loro azioni violente. Che cosa succede a Sarzana? A Sarzana siamo il 21 luglio del 1921, ecco, questa è una squadra d'azione, al centro c'è Renato Ricci. Renato Ricci sarà un personaggio importante perché diventerà ministro, è la squadra d'azione di Carrara, quindi siamo in Toscana, diventerà ministro durante il periodo fascista, ma diventerà anche comandante della milizia fascista e durante la Repubblica Sociale anche comandante della Guardia Nazionale Repubblicana, quindi un personaggio di primo piano del movimento fascista. Era stato arrestato assieme ad altri appunto perché accusato di omicidio, perché avevano nelle loro azioni violente avevano ucciso dei militanti socialisti, ed era stato rinchiuso appunto nelle carceri di Sarzana. I fascisti intendono liberarlo e Dumini, che è questo signore, che è questo Amerigo Dumini, organizza praticamente tutte le squadre d'azione, buona parte delle squadre d'azione della Toscana, che marciano in forze su Sarzana. Dumini lo ha accompagnato alla foto di Giacomo Matteotti, perché Dumini sarà colui che organizzerà il rapimento di Giacomo Matteotti nel 24 e quindi sarà il responsabile della sua uccisione. Quindi Dumini guida a Sarzana alcune centinaia di fascisti che però vengono bloccati da un drappello di carabinieri, da una quindicina di carabinieri che impediscono ai fascisti di entrare in città. In quei momenti i fascisti sparano alcune pistolettate, i carabinieri rispondono e praticamente diversi fascisti rimangono sul campo, i fascisti scappano, vengono anche rincorsi dalla popolazione locale. Alla fine della giornata di fatto si contano 18 morti fra i fascisti che volevano liberare Ricci dal carcere. Quindi a dimostrare che effettivamente la forza determinante e decisa dello Stato avrebbe potuto senz'altro fermare le violenze che andavano crescendo. Questo fatto, quindi i fatti di Sarzana, convincono Mussolini che il fascismo si sarebbe isolato se avesse continuato con questa politica degli assalti e delle violenze, e quindi accetta di fare un compromesso con i socialisti e di firmare quello che passa storicamente come il patto di pacificazione fra socialisti e fascisti per porre fine alle violenze. E questi due personaggi sono coloro che di fatto sottoscrissero questo patto. Alla sinistra Tito Zaniboni e alla destra Giacomo Acerbo. Sono entrambi deputati, uno socialista, Zaniboni, l'altro fascista. Zaniboni diventerà famoso in seguito proprio perché organizzerà nel 25 un attentato a Mussolini, che verrà scoperto prima che potesse essere portato a termine, e verrà condannato appunto a 30 anni di carcere, tanto che verrà arrestato nel 25,
e uscirà dal carcere solo dopo l'8 settembre del 1943, quindi dopo il crollo del regime fascista. Mentre Giacomo Acerbo diventerà un personaggio altrettanto importante, in quanto sarà nel 1924, verrà riconfermato come deputato anche nel 1924, e sarà colui che, diciamo, scriverà la famosa legge maggioritaria Acerbo, quella che vedremo poi nel 1924, permetterà al partito fascista di conquistare la maggioranza assoluta dei deputati in Parlamento. Questo patto di pacificazione però crea la prima grossa crisi all'interno del movimento fascista, perché all'interno del movimento fascista subito gli squadristi padani, chiamiamolo così, quelli emiliani e lombardi, si rifiutano di accettare questo patto di pacificazione, in quanto ritengono che la strada per raggiungere il potere sia quella della violenza, quindi di diciamo, distruggere gli avversari con la forza. E questo fatto provoca le dimissioni di Mussolini dall'incarico di segretario del movimento. Quindi si apre una crisi all'interno del movimento fascista, ma pochi giorni dopo le dimissioni di Mussolini si riunisce il Consiglio Nazionale Fascista, che decide sostanzialmente di accettare il patto di pacificazione, ma di lasciare libere le squadre d'azione nei singoli territori di interpretare praticamente a modo loro il patto stesso, per cui di fatto si accetta il patto, ma si continua a perseguire la strada della violenza contro gli avversari. Contemporaneamente, eccolo, nascono gli Arditi del Popolo. Gli Arditi del Popolo vengono costituiti nell'estate del 1921 a Roma, c'è la prima sezione, e hanno il compito di, come si vede anche in questa bandiera, era quello di mettere assieme tutte le forze antifasciste per sconfiggere, per battere anche militarmente il fascismo e quindi le squadre fasciste. E questo è un giornale, l'Ardito del Popolo, appunto, in cui si dà notizia dell'avvenuta costituzione dell'arditismo, e quindi un movimento che voleva contrapporsi alle violenze fasciste. Infatti qui in prima, se notate sulla sinistra, c'è un articolo che valorizza proprio appunto i fatti di Parma, cioè l'episodio in base di cui non abbiamo parlato perché mi sono dimenticato, ma ne parleremo subito, in cui in pratica gli antifascisti impediscono l'invasione della città da parte dei fascisti stessi. Eccolo qui, siamo a Parma. Che cosa succede a Parma? Che, come vedremo anche più tardi, nel corso dell'estate, appunto proprio in risposta al patto di pacificazione, proprio le squadre d'azione, soprattutto emiliane e romagnole, si concentrano e occupano le principali città, Bologna, Ferrara, Rovigo, e danno vita, diciamo, in questi paesi a pestaggi, a distruzioni, eccetera. A Parma si concentrano alcune migliaia di fascisti guidati da un personaggio che diventerà poi dopo famoso, Italo Balbo, uno dei più importanti esponenti del partito
fascista, ma a Parma di fatto l'organizzazione degli Arditi del Popolo, che era diciamo diretta da Guido Picelli, qui con la moglie immagino, Guido Picelli, che era un deputato socialista, che dovrà fuggire però appunto a causa delle persecuzioni del regime negli anni successivi, e andrà in Spagna, volontario in Spagna, morirà appunto in Spagna nelle brigate internazionali combattendo contro Franco. Ecco, sotto la sua direzione praticamente la città si mobilita e diciamo crea le famose barricate di Parma, che praticamente impediscono alle squadre fasciste di entrare, anche perché intervengono proprio per paura di un possibile massacro, di una strage, intervengono le forze dell'ordine e dei reparti di polizia, di militari, che separano le due forze in campo e quindi impediscono uno scontro armato che indubbiamente si sarebbe concluso con molti morti. Quindi i fatti di Parma verranno appunto segnalati come fatti estremamente importanti, che dimostrarono in che modo si poteva affrontare la violenza delle squadre d'azione. Alla fine dell'anno, siamo sempre nell'autunno del 21, si tengono 3 importanti congressi. Il primo è il 18° congresso del Partito Socialista, dove in pratica la maggioranza massimalista ribadisce la linea del partito, che è quella di non ricercare o di rifiutare qualsiasi forma di compromesso con i liberali, quindi c'è nuovamente l'indisponibilità del Partito Socialista a collaborare con la componente liberale del Parlamento. Quindi i socialisti si escludono da ogni possibile alleanza parlamentare che permetta di portare alla formazione di un governo diverso. E in questo congresso si confrontano le due posizioni, quelle dei massimalisti, quindi contrari a qualsiasi accordo con le forze liberali borghesi, e quelle della componente riformista, quella di Turati, che invece era più disponibile. E al congresso però vince la mozione massimalista, e quindi il congresso si conclude in questo modo, ma i socialisti non avranno pace lunga, proprio perché nell'arco di pochi mesi, nell'autunno dell'anno successivo, nel 22, nel 19° congresso del Partito Socialista, ci sarà un po' la resa dei conti, perché la componente massimalista caccerà dal partito la componente riformista, la componente riformista darà vita a un nuovo partito, il Partito Socialista Unitario, e di fatto il Partito Socialista nell'arco di meno di 2 anni, quindi dal 21 al 22, si suddivide in tre tronconi che danno vita a 3 partiti diversi, quindi il Partito Comunista prima, il Partito Socialista, che rimane tale, e il Partito Socialista Unitario, che raggruppa la corrente riformista. Subito dopo quello socialista c'è il congresso, il 3° congresso del Partito Popolare. Qui al centro c'è il segretario, Don Luigi Sturzo. Il congresso del Partito Popolare invece si conclude dando la disponibilità del partito a collaborare anche con socialisti, democratici in genere in Parlamento, per dar vita ad un governo che potesse, diciamo, contrapporsi alle violenze del fascismo.
quindi la disponibilità a costituire un governo di tipo diverso, ma diciamo il Congresso non condannerà praticamente però le violenze fasciste, quindi esprimendo così le varie anime che il Partito Popolare conteneva al proprio interno, quindi dai sindacalisti che avevano diretto le lotte contadine nelle campagne agli esponenti più conservatori che poi daranno il voto al primo governo Mussolini. Il terzo partito, il terzo congresso è quello del partito fascista. Se vi ricordate, il partito fascista non era ancora un partito, era ancora un movimento. E l'11 di novembre si riuniscono i vari rappresentanti del movimento fascista e decidono di costituirsi in partito con un programma che però si caratterizza sempre più come un programma di conservatore e di destra e che ribadisce la necessità di continuare diciamo la violenza contro gli avversari, in quanto l'obiettivo del partito era e rimane quello della presa del potere anche con la forza, tanto che Mussolini nel discorso che farà addirittura giungerà a auspicare una dittatura militare per risolvere i problemi del paese. Quindi diciamo la politica insomma diciamo, si muove in questo senso, però i problemi del paese rimangono irrisolti, non si riesce anche perché la maggioranza, cioè in Parlamento, il Parlamento rimane poco governabile proprio perché non c'è una maggioranza solida che lo sostiene, e il primo ministro Bonomi, dopo poco più di 6 mesi di governo, rassegna le dimissioni e al suo posto, siamo nel febbraio del 22, viene nominato Luigi Facta, un liberale che era stato già ministro negli anni precedenti e che ottiene il consenso del Parlamento, ed è interessante notare che questo primo ministro Facta ottiene anche il voto di fiducia dei fascisti, quindi anche i fascisti per la prima volta votano a favore di un esponente liberale. Contemporaneamente, eccolo, succede un altro fatto. All'inizio, proprio nei giorni stessi in cui viene nominato Facta primo ministro, il sindacato dei ferrovieri, che non era diciamo collegato direttamente ad alcun partito politico, lancia, si fa promotore diciamo di una nuova iniziativa sindacale, quella di costituire l'Alleanza del Lavoro. L'Alleanza del Lavoro doveva riunire assieme tutte le forze politiche e sindacali per diciamo contrapporsi al fascismo, quindi, e per diciamo ripristinare le libertà politiche e sindacali che venivano messe continuamente in dubbio appunto dalla violenza delle squadre, per difendere alcune richieste che erano state fatte e che si erano anche conquistate in certi casi, per esempio le 8 ore di lavoro. Quindi diciamo obiettivi che erano sindacali sì, ma anche politici, proprio perché ci si voleva opporre al crescente, diciamo, alla crescente forza del fascismo e soprattutto delle squadre d'azione, che infatti nel corso della primavera e dell'estate, come dicevo prima,
saranno protagoniste soprattutto nella pianura padana, ma non solo, anche in Puglia, ad Andria, a Brindisi, di azioni organizzate, violente, nei confronti degli avversari politici, con la distruzione delle case del popolo, delle sedi dei partiti. Come dicevo prima, verranno occupate tante città, anche la città di Milano verrà occupata per alcuni giorni, e tanto che verrà invasa la sede municipale, che era retta da una maggioranza socialista. Viene distrutto per la seconda volta la sede del giornale socialista L'Avanti. Di fatto i fascisti occupano la città per quasi 5 giorni, senza che le forze dell'ordine e la magistratura intervenissero per porre fine a queste violenze. La stessa cosa succede anche a Genova, dove anche lì viene occupata la sede municipale, che era retta da una maggioranza socialista, e viene distrutto l'organo locale del Partito Socialista, il lavoro di Genova. Quindi si assiste in questo periodo ad una crescita notevole delle violenze fasciste. E l'Alleanza del Lavoro, il 1° agosto del 1922, proclama lo sciopero legalitario, quindi proclama in tutta Italia uno sciopero, appunto per ribadire i programmi dell'Alleanza. Lo sciopero però viene contrastato con la forza dalle squadre, che in diverse città si abbandonano a nuove violenze, e in diverse città, anche qui siamo a Milano, prendono il posto degli scioperanti. Quindi qui la famosa foto in cui i tram di Milano vengono guidati da fascisti per sostituire i tranvieri milanesi che avevano aderito allo sciopero. Oppure qui c'è anche un'altra foto abbastanza significativa. Volontari fascisti, uomini e donne, procedono, sostituiscono gli spazzini nel loro lavoro. C'è da aggiungere che anche a Gorizia, in questi territori, viene proclamato lo sciopero legalitario, che ha anche un discreto successo, ma anche diciamo in queste nostre terre la reazione delle squadre è particolarmente forte. Vengono distrutti varie sedi di partito, circoli culturali a Farra, Sagrado, a Piedimonte. Viene incendiata la Camera del Lavoro di Gradisca, quella di Lucinico, la Casa del Popolo di Aiello. Quindi a contrastare lo sciopero c'è la violenza organizzata delle squadre d'azione. Sì, sono successe in giro per l'Italia le cose che precedentemente erano già successe da noi, nel nostro piccolo. Sì, perché diciamo che non tanto qui da noi nel goriziano, ma quanto nel triestino e in alcune cittadine istriane era già successo. Quindi laddove, infatti, avevamo, se vi ricordate, avevamo detto che le squadre d'azione triestine rappresenteranno un modello per l'intero paese, perché saranno le prime ad organizzarsi in maniera militare, quindi le prime che adotteranno la tecnica di radunare tutte le squadre e di arrivare al posto che si era deciso di attaccare o di distruggere in massa, in modo tale da impedire qualsiasi reazione da parte degli avversari politici, no? E quindi sono anche le prime che usano la camicia nera come divisa distintiva, insomma, no? Quindi
diciamo, le squadre d'azione triestine fanno scuola, e diciamo questa scuola passa però anche a Monfalcone, perché ricordiamoci, il Fascio di Monfalcone viene costituito grazie anche all'impegno diretto dei fascisti triestini, e quindi poi dopo vedremo anche poi dopo con la marcia su Roma come le squadre d'azione locale verranno organizzate in maniera militare proprio, no? E non a caso i comandanti delle varie squadre d'azione locali saranno dei ex ufficiali dell'esercito, oppure addirittura anche militari dell'esercito in servizio attivo. Sì, ecco qui diciamo sono le squadre d'azione che si organizzano per porre fine allo sciopero legalitario organizzato dalle forze politiche antifasciste. Ecco, prima della marcia su Roma, Mussolini viene a Udine nel settembre, il 20 settembre, sì, infatti c'è scritto anche, e tiene un comizio particolarmente importante. Quindi 20 settembre, siamo un mese prima della marcia su Roma, un discorso molto importante in cui puntualizza il programma del partito fascista, del partito che adesso è diventato partito, e in cui modifica anche molte delle posizioni che il precedente movimento fascista aveva avuto. Per esempio, modifica la posizione repubblicana. I primi fasci di combattimento del movimento fascista era un movimento repubblicano, quindi non era monarchico. Per la prima volta Mussolini a Udine parla del coraggio di diventare monarchici, di essere monarchici. Probabilmente già pensa alla possibilità di poter entrare in qualche modo al governo, e quindi di poter di dover diciamo riconoscere il re. Quindi viene ribadita questa svolta importante, ma ribadisce comunque che la politica del fascismo è quella della conquista del potere con la violenza. L'obiettivo è quello di abbattere la democrazia, e anche qui modifica anche un po' le sue idee generali quando parla, quando si schiera a favore del liberismo economico, quindi a favore delle privatizzazioni dei servizi pubblici, cosa che invece il primo movimento fascista aveva assolutamente negato. Quindi Mussolini in questo comizio, questo discorso che fa, diciamo, detta alcune delle condizioni per cui esprime anche la possibilità di entrare a far parte di un futuro governo di coalizione assieme ad altre forze politiche. E l'importanza di questo discorso che viene fatto appunto sarà quello che in seguito il discorso stesso verrà pubblicato proprio perché rappresenterà un po' una svolta nella politica generale del partito fascista. Accanto a questo importante evento, nel nostro territorio, qui c'è un rapporto delle forze dell'ordine che si riferisce a quanto avviene a Mossa e a Lucinico nella notte fra il 20 e il 21 di settembre. I fascisti che erano andati al comizio di Udine, molti erano andati in treno, e il treno che li trasportava a Gorizia, a Trieste e nelle altre località, a Mossa deragliano alcune carrozze, e i fascisti
dicono che è un attentato e quindi scendono dal treno, accusano naturalmente comunisti e socialisti di aver voluto deragliare il treno, quindi di aver voluto provocare un incidente, e si abbandonano, come avevano fatto a Milano e nelle altre città, a Mossa e vanno prima di tutto a casa del sindaco Carlo Marega, danno fuoco alla casa per cui la gente scappa, incendiano anche danneggiano altre case di militanti, socialisti, comunisti, probabilmente c'era anche qualcuno che conosceva il territorio, devastano la sede delle cooperative operaie, del locale circolo di cultura, entrano in municipio, devastano anche il municipio, tanto che la gente di fronte anche a spari, al lancio di qualche bomba, e quindi davanti a questi incendi la gente scappa nei campi e la situazione viene diciamo, posta sotto controllo dopo un po' di tempo, quando in paese arrivano carabinieri e un reparto di militari che fanno risalire sul treno i fascisti, i quali, risaliti sul treno, però costringono i macchinisti a fermarsi a Lucinico, e anche a Lucinico si abbandonano a violenze in paese, viene messa a fuoco la casa del dirigente comunista Francesco Perco, e anche qui devono intervenire i militari per far ripartire il treno. Quindi diciamo, compendio, quindi a conclusione di questo comizio di Mussolini a Udine si registrano queste violenze nei confronti contro i due paesi, Mossa e Lucinico. Qui è un altro rapporto che viene inviato al Ministero dell'Interno che parla di questi due eventi. Siamo quindi nell'ottobre del 22 e i fascisti hanno diciamo, preso la decisione di passare alle maniere forti, quindi di puntare alla presa del potere. Qui siamo a Napoli. A Napoli il 24 ottobre, quindi siamo 4 giorni prima della marcia su Roma, viene convocato questo convegno nazionale del partito, e qui Mussolini e gli altri gerarchi fascisti chiaramente chiedono di entrare a far parte di un governo, quindi chiedono le dimissioni del governo in carica, quindi del governo Facta, e di fare un altro governo con la partecipazione anche di ministri fascisti. E a Napoli appunto si prende la decisione che il governo avrebbe accettato questa soluzione, oppure ci sarebbe stata la prova di forza. E quindi tramite dei delegati il primo ministro Facta viene informato della decisione dei fascisti di entrare a far parte del governo. Il primo ministro Facta parla riferisce anche al re di questa intenzione, di questa voglia dei fascisti, di questa richiesta, più che voglia, di questa richiesta dei fascisti, ed è interessante il fatto che il re diciamo, valuti l'ingresso dei fascisti nel governo come una scelta opportuna, quindi da poter sostenere. E quindi Mussolini però dà il via alla prova di forza, quindi fa concentrare le squadre d'azione alla periferia di Roma, quindi giungono un po' da tutta quanta Italia,
qui si vede Mussolini appunto con i 4 gerarchi, che il quadrumvirato che viene formato appunto per guidare la marcia su Roma. Al centro si vedono degli esponenti che diventeranno famosi come Balbo, Italo Balbo, poi dopo anche gli altri, De Vecchi, Bianchi, De Bono, quindi questi sono i 4 che dirigeranno la concentrazione delle squadre fasciste da tutta Italia alle porte di Roma. Ecco, questa è un'immagine che fa intendere quindi questa ampia mobilitazione, mentre però c'è anche da dire che nelle principali città, e avverrà anche a Gorizia, a Monfalcone, le squadre locali che non parteciperanno alla marcia su Roma si renderanno protagoniste dell'occupazione di diversi edifici pubblici, comunque vedremo più avanti. Quindi la gran parte, diciamo, delle forze fasciste si concentra a nord di Roma. Qui vediamo i 3 personaggi, sulla sinistra il ministro Facta, il primo ministro, Mussolini e il re Vittorio Emanuele III. Il 28 di ottobre, 27 e 28 di ottobre, le squadre si concentrano, come dicevo, a nord di Roma. Il primo ministro Facta e il governo, il primo ministro, approvano, votano lo stato d'assedio. Cosa significava? Che a difesa di Roma vengono schierati circa un 30.000 soldati, i quali avrebbero avuto l'ordine di intervenire contro queste squadre d'azione. Si conta che fossero circa 20-25.000 questi fascisti, ma comunque erano squadre che rispetto alle formazioni militari indubbiamente erano molto meno preparate e molto armate, per cui il governo era intenzionato a bloccare l'ingresso dei fascisti con l'intervento dei militari. Il decreto però che impone lo stato d'assedio non viene controfirmato dal re. A questo punto si crea diciamo una situazione insostenibile, in quanto il re non sostiene più il governo Facta, e a Facta quindi non resta altro che rassegnare le dimissioni. Quindi all'ingresso delle squadre fasciste a Roma il governo si dimette. Si tratta praticamente di una iniziativa, questa del re, il quale non spiegherà mai per quali ragioni non abbia sottoscritto l'ordine di stato d'assedio. Quindi probabilmente il re era, come avevamo visto anche prima, favorevole ad un ingresso dei fascisti al governo, forse temeva anche che l'esercito non avrebbe sparato sui fascisti. Qualcuno afferma anche che Vittorio Emanuele III temeva che il suo trono potesse vacillare, perché Emanuele Filiberto di Savoia, quindi un membro importante di Casa Savoia, contrariamente all'ordine ricevuto dal re di starsene tranquillo a Torino, aveva invece aderito alla marcia, e quindi il re Vittorio Emanuele III temeva nella possibilità che magari potesse essere messo lui in discussione, quindi defenestrato dal re e sostituito con Emanuele Filiberto. Sta di fatto che mentre è in corso la marcia, il governo non c'è, il re cerca di dar vita, di chiamare alla presidenza del Consiglio dei Ministri Vittorio Emanuele Orlando, che era già stato primo ministro negli anni precedenti, e anche Salandra, ma tutti rinunciano, tanto che il 29 di ottobre
il re comunica a Mussolini, lo convoca a Roma. Mussolini non partecipava alla marcia, Mussolini si trovava a Milano, anzi era pronto, qualora le cose fossero andate male, a espatriare in Svizzera, e quindi il re diciamo, convoca a Roma Mussolini e gli dà l'incarico di formare il nuovo governo. Mussolini arriva a Roma il 31, sfila con le squadre d'azione che intanto avevano avuto l'autorizzazione di entrare a Roma, e quindi smobilita le squadre stesse. E quindi il 31 di ottobre si costituisce, diciamo, ecco, Mussolini e il re Vittorio Emanuele III, quindi può significare il passaggio delle consegne. Quindi il 31 di ottobre nasce il primo governo Mussolini, che è un governo di coalizione, perché è costituito solo da 3 fascisti, che tra parentesi erano esponenti, diciamo, della componente meno violenta del partito, quindi della componente più moderata, più istituzionale, ma era formato anche da altri esponenti di partiti diversi, quindi c'erano i liberali, c'erano i democratici sociali, c'erano anche 2 esponenti del Partito Popolare, c'erano anche 2 militari, il generale Armando Diaz, noto appunto per aver comandato l'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale, e l'ammiraglio Paolo Taon di Rebel. Quindi diciamo era un ministero formato da più forze politiche, tanto che il governo stesso ottiene la fiducia delle 2 Camere il 17 di novembre, e praticamente gli unici che voteranno contro saranno i socialisti e i comunisti, perché su 535 deputati, allora il Parlamento, la Camera dei Deputati era formata da 535 deputati, e ricordiamo che di questi solamente 35 erano fascisti, quindi una minoranza. Ecco, i voti a favore saranno 306 e quelli contrari 116. Mentre al Senato, il Senato allora contava 200 senatori, ma erano tutti di nomina regia, la maggioranza è più schiacciante, per cui saranno 196 favorevoli e meno di 20 contrari. La formazione di questo primo ministero Mussolini indica che la soluzione della crisi, che è stata forzata dalle squadre fasciste, si conclude però in ambito parlamentare, quindi diciamo la crisi si chiude in Parlamento, e diciamo il fatto che gli esponenti di partiti come quello liberale, come quello popolare, che in certo qual modo avevano espresso anche la loro opposizione al fascismo, perlomeno alcuni dei loro rappresentanti, si sentivano abbastanza tutelati per il fatto che si pensava che inserendo il fascismo, i fascisti all'interno del sistema parlamentare democratico, anche i fascisti sarebbero cambiati, e quindi sarebbero prevalse all'interno del partito fascista le componenti più moderate, e quindi si pensava di ingabbiare un po' il partito fascista nel sistema democratico liberale di allora. Ecco, questa è una foto che ritrae appunto Mussolini con il primo governo, insomma, col primo governo di coalizione che viene costituito in Italia.
comunque i primi provvedimenti però che il governo assume saranno quelli di innanzitutto di accontentare, di venire incontro a quelli che erano stati i sostenitori del fascismo stesso, quindi gli agrari della pianura padana, gli industriali, e Mussolini comunque chiederà al Parlamento e otterrà anche dal Parlamento i pieni poteri per un anno, per cui il governo, e quindi Mussolini, potrà fare decreti, legge e quindi potrà decidere molte cose senza l'autorizzazione parlamentare, quindi senza dover passare per il Parlamento. Di fatto, che cosa succede? Che nel primo anno di governo, quindi diciamo fino alla fine del 23, Mussolini dispone di pieni poteri, il ruolo del Parlamento si riduce praticamente a nulla, in quanto non può esercitare le proprie funzioni, e vedremo che Mussolini appunto farà passare alcune leggi, alcune riforme proprio che andranno incontro, come dicevo prima, da un lato a quelli che erano stati i suoi sostenitori e finanziatori, e dall'altro questi provvedimenti getteranno le basi, almeno alcune basi, per la costituzione quindi dello Stato fascista. Quindi diciamo già questo primo governo, anche se di coalizione, getta le basi per quello che saranno i governi diciamo fascisti che verranno costituiti nel 24 dopo le elezioni politiche del 1924.